3.000 nuovi medici, potenziamento della medicina di prossimità anche a domicilio e soprattutto meno burocrazia. Il piano di Alessandra Moretti per rivoluzionare la sanità veneta parte da qui. Dal finanziamento definito massiccio di 330 gruppi di medicina integrata, dallo stanziamento di fondi a sostegno di chi ha un familiare disabile a carico. Il ridimensionamento del numero delle ULSS produrrebbe risparmi significativi da reinvestire per abbattere incongruità come il doppio ticket. Partiamo dal presupposto che io ridurrò le USL da 21 a 8 con un risparmio importante sulla spesa pubblica e quindi riuscirò ovviamente a ridurre questa spesa assolutamente vergognosa a carico soprattutto delle famiglie più in difficoltà che addirittura oggi non vanno più a farseli quegli esami perché non possono pagarseli. Proposte, dice la candidata del PD, che nascono da numerosi incontri con medici e tecnici del settore, oltre che dal tour che l'ha portata oggi a tagliare il traguardo dei 540 comuni visitati. Dobbiamo rimettere la sanità in mani sicure e in mani competenti, riorganizzandola e riducendo le sprechi e le inefficienze. Abbiamo fatto un calcolo che almeno 50 milioni di euro verrebbero risparmiati per essere riversati sul territorio in servizi di prossimità. Quindi noi vogliamo che la sanità torni ad essere vicina ai cittadini, come penso per esempio che in questo modo si potranno certamente aumentare i servizi domiciliari. Al suo fianco in mattinata il segretario nazionale di Scelta Civica, Enrico Zanetti, che sottolinea le affinità tra gli obiettivi di Moretti e del suo partito. Nel programma noi abbiamo posto l'accento soprattutto sui temi legati alla razionalizzazione delle partecipate, che per noi sono un tema molto importante a livello nazionale e anche in Veneto c'è molto da fare. C'è il tema dell'aiuto alle imprese, c'è il tema anche di una maggiore concorrenza in una regione che in questi anni ha conosciuto sempre più la pratica degli affidamenti diretti, mentre è ora di tornare a fare gare come regola e affidamenti diretti solo come eccezione.